Una notte di terrore, quella vissuta da una 27enne straniera che fa la custode in una chiesa evangelica di Padova. La ragazza ha subito un tentativo di violenza sessuale mentre stava per coricarsi nella sua stanza da letto. L'episodio risale a domenica 2 giugno. La giovane era al telefono con un'amica prima di andare a letto e all'improvviso un uomo l'ha immobilizzata e ha tentato di violentarla. Sono le 22 circa. La ragazza si trovava nell'appartamento annesso all'edificio principale con le cuffiette alle orecchie e al telefono con un'amica. Per questo non ha sentito il suo aggressore entrare da una finestra lasciata aperta. Non si sa se l'uomo si fosse introdotto nella struttura per rubare, ma quando si è accorto della ragazza l'è saltata addosso, l'ha spinta sul letto stringendole con una mano al collo e mordendola, mentre con l'altra le abbassava pantaloni e slip. Con la forza ha tentato di spogliarla per violentarla, mentre lei, in preda al terrore, urlava. Quando ha capito che però dall'altra parte del telefono c'era una persona, l'aggressore ha desistito nei suoi intenti brutali ed è scappato. L'amica della giovane aveva già allertato il 113. In pochi minuti una volante è arrivata sul posto per soccorrerla. All'esterno, sotto la finestra della lavanderia usata per entrare nell'edificio, c'era la bicicletta e un borsello abbandonati dal malvivente che era scappato. Dentro c'era anche un documento. Dalla fotografia la 27enne ha riconosciuto lo stupratore. Immediatamente è iniziata la caccia all'uomo, un 25enne romeno senza fissa dimora. Per una settimana volanti e squadra mobile gli hanno dato la caccia nei luoghi in cui era solito bazzicare. Lo hanno scovato vicino ad un distributore di benzina di via del Plebiscito, dove si era creato un giaciglio di fortuna. È accusato di violenza sessuale, è stato arrestato e portato in carcere. Il 4 marzo scorso, sempre lo stesso ragazzo era stato denunciato e colpito da Daspo Urbano perché il giorno prima al parco di via Fornace Morandi era stato notato da 2 ragazze mentre compiva gesti di autoerotismo vicino all'area giochi per bambini.